Salve a tutti, questa è la recensione del Segaccio Castellari modello SPE 18G. Prima di parlarvi di questo segaccio vi faccio vedere quello che io utilizzavo prima. Questo qui è un segaccio che è di una categoria inferiore rispetto a quello del Castellari. L'ho acquistato all'Interspar e all'epoca pensavo che spendendo 6-7 euro per le poche potature che dovevo fare io a casa mia mi sarebbe bastato, però come spesso e quasi sempre accade, quando si spende poco si ha anche poco. E innanzitutto questo segaccio che rientra nella sede, dopo qualche volta che l'ho usato si è rotto il fermo, per cui quando è chiuso la lama non rimane ferma ma tende ad uscire, quindi è anche pericoloso insomma usarlo. E anche per quanto riguarda l'apertura, che è un'apertura diciamo piuttosto semplice, però anche questa qui ha subito, a forza di usarlo, è diventato un po' difficile, scomodo più che difficile. Questo è il sistema di bloccaggio e questo praticamente è uno dei due difetti che ho riscontrato in questo segaccio. L'altro è quello diciamo più importante, ossia man mano che la usavo i denti non tagliavano più bene, cioè quando cominciavo a tagliare i rami la lama si bloccava e non si riusciva più a proseguire il taglio, con problemi ovviamente al taglio del ramo, fatica sprecata e quindi mi sono detto basta, non è più possibile continuare usando questo tipo di attrezzature. Allora ho scelto di avvalermi di un prodotto professionale o semiprofessionale, affidandomi ad una marca rinomata che è appunto la Castellari. Questo qui è il modello che ho acquistato presso un'agraria. Mi hanno fatto vedere i vari modelli, per quello che a me serviva bastava quello con la lama da 18. Eccolo qui, quindi una lama da 18, l'apertura e la chiusura, innanzitutto vedete qui è in posizione chiusa e la lama non scappa, è ben fissata, quindi sicura. Per sbloccarlo basta premere questo pulsante qui sopra, si sgancia e si blocca. Pesa pochissimo, meno di quell'altro che avevo acquistato ad un prezzo nettamente inferiore. Quindi questo segaccio l'ho provato stamani tagliando i rami del mio ulivo e mi sono trovato molto bene, non mi ha mai tradito, il taglio è stato molto buono, non si è mai impuntato, e a testimonianza appunto dell'ottima fattura della lama, che non è neanche parente di quello che vi ho mostrato prima. È molto leggero e l'impugnatura è comoda. Poi c'è da dire anche un'altra cosa, il prezzo: ho speso 13 euro e ho visto che questo stesso prodotto in rete si trova anche a 16 euro, 17 euro più IVA o più spese di spedizione, quindi alla fine ho detto che mi sembra, dopo averlo usato appunto tagliando i rami del mio ulivo, di aver fatto un buon acquisto, e quindi vi consiglio anche a voi questo prodotto, che ripeto è il Castellari modello SPE 18G richiudibile. Qui basta premere il tasto e si chiude.